Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Devo dire che hai una sigla spettacolare, Pelle, con una voce, devo dire, molto profonda. Ma buongiorno! Oggi conduco io ospite Pelle, special guest. Dalla sigla alla diretta, Vincent Ma buongiorno, Vega. mitico grande collega per Luigi Pellegrin. La prossima settimana è il genetriaco di Quentin Tarantino. Che io ho conosciuto di persona ed è un grande signore. No, è vero, e lo racconto sempre, gli amici lo sanno, gli amici di Radio Libertà. Non diciamo dove l'hai conosciuto, negli Stati Uniti? No, a Venezia? l'ho conosciuto a Venezia, alla mostra del cinema di Venezia. Era seduto alla Sala Martini, Hotel Excelsior, non mi ricordo che anno era, lui era il presidente dei B-Movie, c'era seduto ad un tavolo rotondo nella Sala Martini, ti dico solo, Barbara Boucher, Joe Dante, Piranha, La Grande Guerra Civile, Tim Robbins e il mitico Quentin Tarantino. Io giravo con il mio composite con una faccia molto da calabrese in bianco e nero no, veramente è bellissimo, no, bellissimo, tu l'hai visto, no, il composite? Bellissimo. È incredibile, ci sono proprio non so quante facce diverse. Insomma, facevo l'attore, quindi che cosa ho fatto? Proprio faccia tosta. Fermo Mr. Tarantino, mi excuse me, Mr. Tarantino. Avevo la fortuna di avere un mio carissimo amico dell'Accademia che parlava benissimo l'inglese americano. Insomma, ve la faccio breve, ha voluto il mio composite, si è seduto al tavolo, si è alzato Joe Dante, viene da me e mi dice: me lo puoi dare anche a me il tuo composite? Vengono insieme tutte e due e mi dicono: noi vorremmo rifare Milano calibro 9. Se lo facciamo ti chiamiamo perché hai la faccia giusta. Chiaramente si gira a Milano. Non l'hanno ancora fatto, la speranza è l'ultima a morire, allora, ma io l'ho conosciuto. Ho letto di recente che torna proprio sempre per i genetriaci. Tra l'altro sembrava una cosa preparata, invece bravo Pellegrini, fammi dire bravo, perché è stato molto spontaneo e naturale, perché stavo preparando ieri o l'altro ieri il genetriaco i prossimi giorni, c'era Quentin Tarantino, e guardando Quentin Tarantino, cioè guardando il genetriaco, ho pensato che mi è venuta una voglia mostruosa di vedere Pulp Fiction. Mamma che film. Ogni volta che sento che penso mi viene voglia di rivederlo, e adesso ho associato te, ho associato Tarantino, Vincent infatti Vincent Vega viene da lì, no? Perché comunque avevo quello stile. Allora fammi fare il bravo conduttore, come diceva Frassica, il bravo presentatore, come diceva Frassica. Oddio. Allora questo che sembrava preparata ma non lo era, per quello mi sono detto bravo, perché credo sia emerso in modo spontaneo per introdurre Movie Time. È vero, grazie Pelle. Movie Time, anteprima Movie Time, esatto. aspettando Movie Time in diretta alle 16:30 sui nostri canali, intanto nazionali, TV, canale 252. Oggi parleremo di un argomento molto particolare, Pelle, che ha lati negativi e lati positivi. Oggi incentro la puntata sui film che hanno anticipato l'intelligenza artificiale. Se pensiamo al 2001 Odissea nello spazio, nel 1968 Kubrick già ci faceva vedere l'utilizzo dei tablet, degli iPad, delle videochiamate, e poi impazzisce l'intelligenza artificiale, che era quel famoso computer al 9000, che non si fidava degli esseri umani e li ha intrappolati verso un viaggio lunghissimo. Ma così come anche precursore del tempo, un grandissimo regista,
Ridley Scott con Blade Runner, no? Ah sì, Harrison Ford, il Rutger replicante. Hauer. Se non sbaglio anche Spielberg aveva fatto un film Sì, che si sì, sì, intitolava. bravissimo. Arriva anche, c'è anche Spielberg. Spielberg è presente con 2 film oggi, sicuramente. Uno è Intelligenza Artificiale, che è tratto da una sceneggiatura scritta da Stanley Kubrick. Poi Kubrick è morto Sì, purtroppo, sì. e lui ha chiesto i diritti per fare quel film, per finirlo, alla figlia. La figlia gli ha concesso appunto i diritti, e lui uscì nel 2004 con AI, Intelligenza Non Artificiale. l'ho visto, degli amici mi hanno detto che un po' tradisce È un film sottovalutato, ti dico la verità, ma in realtà va visto. Così come non dimenticare la trilogia dei film di Matrix con Neo, così come Terminator hai di James ragione. Cameron, che il Skynet impazzisce, e ci sono appunto questi Terminator Io che devo vogliono dirti la uccidere. verità, è verissimo quello che dici di Matrix, però a me Matrix ha suggerito più temi di ordine morale, di ordine spirituale. Sì, è molto filosofico come Mi fa film. venire in mente il giansenismo, no? Sai, il giansenismo in sostanza, tradotto in modo grossolano, quale io sono, come si vede, tu puoi fare quello che vuoi, Mm. ma Dio ha già deciso chi salva e chi no. Ah. Tu puoi fare quello che vuoi. Ah. È un pensiero, con chi parlavo ieri del pensiero cattolico, ne parlavamo con Arnaldo, Ferrari Nasi, parlando del Mhm. patriottismo, eccetera, il Mhm. motivo per cui gli italiani, ecco, il cattolico ha la salvezza, a parte che il cattolico si salva all'ultimo momento e ciao, e quindi è salvo. Ha un rapporto con Dio. Il giansenismo, che era un'eresia, o credo nata in Olanda, e che comunque ha a che fare con il pensiero protestante, ti lascia solo. Se tu ti lasci andare, Mm. magari anche davanti a un crocifisso, che è un'immagine molto, stavo per dire iconica, sarebbe Beh. no, sarebbe stato meglio se avessi bestemmiato, non si deve dire iconico del crocifisso. Pellegrini, sii serio per favore. E, sì, parlo da solo anche a casa. E, tu a me ispira molto, cioè la croce, il Chiaro, crocifisso, anche a me c'è tantissimo. qualcosa Di mistico nel vero senso. di pregresso, di Sì, sì, ancestrale, sì, sì. e il pensiero, quando se interviene il pensiero giansenista, tu senti, hai un senso di solitudine, vieni avvinghiato, vieni divorato da un senso, di solitudine devastante. E l'unica risposta che io sono riuscito a dare è che comunque è inutile, quel senso di solitudine mi è comunque inutile. Se verrà il momento in cui sarò nel vuoto e solo, sarà quel momento. Beh, ma già Però chiedersi, ti domandarsi è importante, tant'è che adesso entriamo nel periodo della Pasqua, della credo, risurrezione, cioè un infatti, periodo molto infa anche importante a livello anche giusto, spirituale. credo che, appunto AI, l'intelligenza artificiale, Sì, si può dire in tutti e entro 2 i modi, sì, ho capito. IA è italiano, sì, intelligenza artificiale, AI, artificial intelligence in inglese, ecco. AI, AI, ai. Ai ai, mi son fatto male, in calabrese mi ciuggaia. No, stavam dicendo, a proposito di questa carrellata di film, c'è appunto anche Minority Report con Spielberg, quindi è presente con No, 2 volevo film. dire che il cinema forse, anche la letteratura, credo che il cinema sia una forza potente per trattare un tema, che come l'intelligenza Mh, artificiale, che pone interrogativi di tipo etico. Perché se esatto. i hanno preso il Nobel, no, quelli che hanno preso il Nobel, che Mh, hanno inventato l'intelligenza artificiale, ancora avevano cominciato nell'82, 83, si sono interrogati. In un'intervista uno di loro ha mh. detto: "Di questo passo l'intelligenza artificiale potrà prendere il posto dell'uomo". Così come, con la rivoluzione industriale le Esatto. macchine hanno preso il posto del lavoro dell'uomo. Adesso possono prendere il posto del pensiero dell'uomo. È qui che spaventa, è qui che ho voluto Ma poi dedicare. lo spavento è a 360 gradi. Credo che il cinema darà queste risposte, quelle che ti dico io adesso. Mh, Questa è la risposta, come possiamo definirla, di tipo etico forse, non lo so, mh-mh. o comunque introspettivo. Però adesso che ce l'abbiamo, c'è anche la risposta di tipo materiale. Cioè, per esempio, chi fa il nostro mestiere, che può essere sostituito, diventa pensa al È un bel no, ma pensa dibattito, anche a Pelle. una sveva, giovane Mh. laureata che vuole muoversi, eccetera. Potrebbe succedere che si trovi di fronte a un futuro nel quale
anziché lei un'intelligenza artificiale che magari gestisce contemporaneamente 10 radio diverse. Guarda, non è che dobbiamo andare tanto lontano, è un presente futuro questo, perché io prendo spunto dai film che comunque sono dei predecessori, perché Kubrick nel 68 uscì con 2001 Odissea nello spazio, non è che è uscito ieri, o nel 2004, quindi è questo il concetto. Così come per esempio c'è un film da Io Robot con protagonista Will Smith, dove ancora i robot si ribellano contro gli esseri umani, così come c'è un film invece particolare, protagonista bravissimo Joaquin Phoenix, che vive la solitudine dell'uomo e si innamora di una voce di questa intelligenza artificiale. È un po' come noi se ci innamorassimo di Alexa e Alexa corrisponde il nostro amore. Cioè è tragica la cosa. Questo, attenzione, questo forse l'hanno, come si chiama? Non un sequel, perché negli anni '80 un film che mi aveva affascinato moltissimo, era un periodo particolare, sei giovane, se non sbaglio Ferreri, con Christopher Lambert. Il Sì. film si chiama I Love You, Sì. e il protagonista si innamora di un portachiavi con la voce che gli dice I love you. Pensate che Ferreri era un genio. Sì, Christopher Lambert per me è sempre Highlander e si ferma lì. Poi adesso non è che voglio dire, ma abbiamo l'amico Elon Musk che per esempio punta tantissimo sull'intelligenza artificiale. Elon, se vuoi qua una bella pubblicità di quella roba là, che inizia per Tesla e finisce per là e che la Piccolotti vuole vendere. Guarda, noi ben venga. Chi è la Piccolotti? Chi è? Quello, sì, la tipa, la moglie di quello lì? Ma Elon, pensa, senti Vince, ascolta, tu prendi le tue auto, gli metti il logo Radio Libertà, va in giro per Milano. Subito. Pensa, naturalmente dietro congruo con accordo economico. Elon, mi raccomando. La domanda è con chi deve prendere questo accordo? Con Matteo? Sei amico di Matteo, sei lì, insomma, pensa anche a noi. Elon, per il sottoscritto Vincent De Maio, vorrei una macchina volante, così evitiamo il traffico della città da bere. No, quindi questo è il concetto. Poi vabbè, ci sono personaggi importanti come Bill Gates che dice attenzione, che l'intelligenza artificiale fa paura. Anche Elon Musk l'aveva detto, perché adesso è diventato una specie di grande satana, ma un anno e mezzo fa, prima di fare l'auto in completo, ma aveva già dichiarato di essere dalla parte ma prima proprio di intervenire aveva fatto firmare, o comunque era tra i 100 firmatari, c'erano 100 se non sbaglio, comunque di addetti ai lavori, scienziati eccetera, che dicevano fermiamo la sperimentazione AI, fermiamola per 6 mesi, perché altrimenti rischia di scoppiarci in mano. Infatti io dico meno intelligenza artificiale e più intelligenza cerebrale. Perfetto. Allora ricordiamo, fammi fare il bravo presentatore. A che ora? Allora 16:30. No, lo facciamo dire a Sveva. Sveva, a che ora va in diretta il programma di Movie Time? Perché alla parte tecnica c'è la meravigliosa Sveva, Alle 16:30. Ecco, precisi e puntuali come gli svizzeri. Ma esiste ancora la Svizzera? Perché? Non ne sento più parlare. Poverini, scusa. Beh, ne sentirei parlare perché Pasqua, cioccolato e e coniglietti, va bene. E il Piemonte fa del cioccolato favoloso, però la Svizzera. Ma tu l'hai assaggiato il cioccolato col peperoncino calabro? Sì, è interessante, particolare, ma il gusto del cioccolato. A proposito, siccome si parla di cioccolato, quindi la Pasqua, c'è una serie TV che sto seguendo, bellissima, molto spirituale, su Prime, senza fare pubblicità alla piattaforma streaming, Davide e Golia. È fatta veramente da Dio, nel vero senso della parola. Molto mistica, molto bella. Se avete Prime, seguitela. Grazie anche a per voi. questo. Ciao Pelle, ciao Sveva. Ciao Vincent Vega alle 16:30 con Movie Time. E adesso abbiamo pochi minuti. Dunque, genetriaci. Oggi è il primo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, per tutti è un 21 di marzo
venerdì Wieners, primavera, svegliatevi bambine, che le cascine, messer aprile mi sembra. In ogni caso, Eric Romer, guarda qua il cinema, abbiamo chiuso col cinema e continuiamo col cinema, che si chiamava Maurice Scherer. Il cinema non è tutto il circo che gli si forma intorno. Poi abbiamo una mia passione personale, resterà per sempre, Gallieno Ferri. Era un disegnatore, ha creato Zagor, anche Mr. No, ma Zagor è un disegnatore meraviglioso, formidabile. Tra l'altro mi raccontava il Barison, Emanuele Barison, che lui adesso disegna anche Zagor, che l'aveva conosciuto ancora un po' di anni fa. Comunque Gallieno è morto 87 anni, lui l'aveva conosciuto un po' di anni prima, era andato a trovarlo a Genova, viveva in Liguria, adesso non so se proprio Genova, e mi diceva: "Oh, ciao, guarda, a 80 anni non te che stavi trio, eh?" E dice appunto che 80 anni aveva, perché era anche un formidabile sportivo. James Coco, anche lì siamo sempre nel cinema, che si chiamava Les Coco, di origine italiana. Ha fatto dei film anche di successo, ma è un personaggio indimenticabile per molti di noi nel film Ericka, la sposo l'ammazzo, con Ellen May e Walter Matthau. Lui è l'avvocato, insomma, se uno spoiler, o comunque se volete vederlo è un film fantastico, se non l'avete ancora visto. Ericka, la sposo l'ammazzo, solo Walter Matthau vale il prezzo del biglietto, ma anche la regista Ellen May è meravigliosa. E lei è una ricca professoressa universitaria svagata, vive solo per la scienza ed è circondata da scrocconi, l'autista, il camerieri, eccetera. Vive in una villa dove è piena di questi scrocconi. Walter Matthau, che è pieno di debiti, decide di sedurla e sposarla e poi ucciderla, come dice il titolo. Non vi spoilerò nulla. Allora mette le mani sui conti, Walter Matthau si accorge che sono tutti dei ladroni e minaccia di passare alle vie di fatto legali. Allora loro prendono, c'è la riunione di tutti costoro che erano coordinati da James Coco, che era l'avvocato che rubava anche lui, sfruttava anche lui. E l'inizio è bellissimo. Ragazzi, ricordo a tutti, è stato bello, è stato bello. Tutto molto brutto, per chi ha visto la partita ieri, almeno mi dicono. Amo la vita, con quello che mi è costata, Alda Merini. Se Dio mi assolve sempre per insufficienza di prove. Allora io amo la poesia ed ero controverso nel giudizio. Dicevo, certe volte mi sono allora, il valore di Alda Merini non si discute. La popolarità, la fama, forse è per il fatto che essendo donna bisogna recuperare quello che è stato perso nel passato. E allora ho approfondito, qualcosa avevo già letto, ma ho approfondito per curiosità, incredibile. Alda Merini, incredibile. E forse appunto poeta, poetessa, è davvero. Ce ne sono anche alcune fortemente quasi pornografiche, che però hanno un'impressione, una forza, una fantastica, fantastica. Gianfranco Funari a bocca aperta, non sono un giornalista, sono un giornalaio. Luigi Tenco, perché scrivi solo le cose tristi? Perché quando sono felice esco. François d'Orléac, che era la sorella di Catherine Deneuve, scomparsa molto giovane a 25 anni in un incidente stradale. Tullio Solenghi del trio Marchesini Lopez, genovese, che iniziò come attore di teatro, che però compie 77 anni, è sempre giovane. Poi quasi il mio attore preferito, se non il mio attore preferito, siamo lì tra i primi 2 o 3, Gary Oldman. Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti in Dracula. 3 nomination, un Oscar, e si parlava Vincent delle serie televisive. Slow Horses è una bellissima serie. Sarah Jane Morris, i Communards, e poi Ayrton Senna, La paura mi eccita. Nada pode me separar do amor de Deus, che lo sia sulla sua lapide. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. Ci fermiamo allora. Non ho fatto la sinossi, non ho fatto la presentazione perché giustamente abbiamo dato spazio
a Movie Time. Vi annuncio comunque tra 4 minuti in prima fila con Patrizia Gallini. Poi riprendiamo la legge della Lega per i viaggi della memoria con Daisy Pirovano in diretta questa volta, e poi chiudiamo con Parola di scrittore. Ritorna Laura Veroni e ritorna soprattutto Elena Macchi, il PM che indaga nel Varesotto. Mi sembra un buon menù. Giudicate voi. Prego. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Va ora in onda Oltre la pagina. Dunque, in prima fila con Patrizia Gallini, che tra poco dovremmo avere al nostro telefono. Oggi portiamo due pièce teatrali e portiamo due teatri, il
Franco Parenti e poi l'Arcimboldi. L'Arcimboldi, Teatro della Bicocca degli Arcimboldi. L'acronimo è TAM, che è il più giovane teatro milanese che è stato costruito tra il 1997 e il 2002 dall'architetto Vittorio Gregotti e prende il nome da una villa della famiglia omonima Arcimboldi, appunto. Parliamo scusate un attimo. Allora, abbiamo qualche problema, dunque mettiamo un jingle così adesso vediamo, magari controlliamo anche se ti ho dato il numero giusto, Sveva. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Allora, vi dicevo, due teatri con storie diverse, l'Arcimboldi e il Parenti, se non so, sì, il Franco Parenti, e anche due opere completamente diverse, una è la riduzione teatrale di un fatto di cronaca degli anni 70, un uomo, pensate, con 20, vediamo quante avevo letto, ho perso di vista, con un numero di personalità diverse dovuto al suo disturbo associativo, venne assolto non dalle accuse, venne riconosciuto, insomma, gli viene riconosciuta l'infermità mentale, insomma, un fatto di cronaca che poi ha questa riduzione teatrale. Mentre l'Arcimboldi c'è la riduzione teatrale di quello che è stato un grandissimo successo cinematografico, 1983, Il sapore di mare, e questo è un musical. La cosa è che io non me ne intendo di musical, pensate che se andate all'Arcimboldi, ma adesso ci dirà tutto Patrizia, voglio so un assaggio, giusto un aperitivo, pensate c'è la band dal vivo, quindi davvero anche questo mi sembra molto, molto bello, tutto molto bello. Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione è effice anche di parola di scrittore, oltre che in prima fila. Ciao Patrizia. Ciao Pierluigi, sono qua. Allora, sì, a parlarti di questi due spettacoli che ho scelto questa volta, che sono completamente diversi uno dall'altro, perché il primo è uno spettacolo che è consigliato anche ai maggiori di 16 anni di età perché è molto particolare. Il secondo invece è Sapore di mare, che è consigliato a tutti, dove si sente tantissima musica. Comincio a parlare con i parenti, ti va bene? Pronto? Sì, va benissimo, iniziamo proprio allora, perché non ti sentivo, per cui allora, no, scusa. Schegge di memoria disordinata a inchiostro policromo. Disordinata a inchiostro policromo. Ed è al Teatro Franco Parenti dal 18 marzo al 13 aprile, per cui per un tempo abbastanza lungo. Diciamo due parole sul Salone Pier Lombardo, che un tempo si chiamava Pier Lombardo, che è stato fondato nel 72 da Franco Parenti e André Rucciamà, assieme a Giovanni Testori, Dante Isella e Gian Maurizio Fercioni, scegliendo la forma della cooperativa. E il Salone diventa in poco tempo un riferimento di vitalità artistica e di cultura per Milano. Nell'89 purtroppo
muore Franco Parenti e Sciamà assume interamente la direzione del teatro, che in onore suo prende il nome di Teatro Franco Parenti. Diciamo qualche cosa in più. Nel 96 viene costituita la Fondazione Pier Lombardo, che ha dato vita a una ristrutturazione della sede storica ed anche primo esempio di sinergia tra pubblico e privato. Alla Sciamà inoltre nel 2013 viene dato il premio Enriquez per la migliore direzione artistica e produzione. È un teatro molto grande ed è distribuito su 3 livelli. Ha 7 differenti sale che convergono verso il foyer con vetrate affacciate su 2 piscine all'aperto molto carine che d'estate io consiglio. La sala Infatti, scusa, A2A, Patrizia, dove avrà luogo la rappresentazione, ha una capienza di circa 160 posti, mentre la sala più capiente è la sala grande con 500 posti. ecco, no, Ora Patrizia, parliamo- mi senti? Dimmi. Sì, no, volevo dire, io mando in loop un centinaio di foto e alcune sono fisse, altre sono relative al tema e ho trovato delle foto delle 2 piscine, le foto dall'esterno delle 2 piscine, davvero molto, 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 colpisce moltissimo, no? Gli interni e l'esterno con queste piscine. Volevo anche aggiungere che ho letto che tra il 2004 e il 2007 venne chiusa la sede storica per poi venire riaperta nel 2008, ristrutturata da Michele De Lucchi, e ho letto che ci sono, dopo la riapertura, scritti di Amos Oz, di Guido Ceronetti, di Carlo Cecchi, quindi sempre sulla linea di un grandissimo qualità e grandissimo prestigio, per quel poco che posso capirne io. Sì, certo. E poi diciamo anche una cosa carina, che si può andare invece a prendere l'aperitivo alla sera quando aprono le piscine, che è una cosa molto carina. Questa foto che facciamo vedere è l'MTM invece in pieno centro. Allora parliamo di questo dramma, che è uno spettacolo di Fausto Cabra con la drammaturgia di Gianni Forte. Abbiamo come attori Raffaele Esposito, Anna Gualdo e Elena Gigliotti e le scene sono di Stefano Zullo. Si parla del caso di Billy Milligan, che è l'uomo nel quale coesistevano 24 personalità e che ha fatto discutere non solo l'America, ma direi l'opinione pubblica mondiale, perché il suo è stato uno dei più controversi procedimenti giudiziari della storia americana, poiché fu accusato ancora nel lontano 1977 di aver rapito e stuprato e rapinato 3 studentesse e lui all'epoca aveva solo 22 anni. Al termine del processo fu dichiarato dichiarato non colpevole, anche se la parola non è quella più giusta, per infermità mentale dovuta a un disturbo dissociativo della personalità. Poiché cos'era successo? Che lui da bambino era stato stuprato dal padre, per cui questo gli aveva creato un grosso problema. Tra l'altro aggiungo, Sì, Patrizia, dimmi. che lui allora, venendogli riconosciuta l'infermità mentale, hai detto bene, non è che non fu condannato, però comunque andò in manicomio criminale di massima sicurezza dal quale uscì nel 1991. Sì, certo, questo sicuramente, però se no all'epoca credo che in America ci fosse ancora delle leggi molto severi o l'ergastolo oppure anche, non so, qualcosa di peggio. Ecco. No, sai, in Italia è sempre aperto, non c'entra niente col teatro, però il teatro, l'opera teatrale ti dà anche la possibilità, no, di riflettere sul presente. Allora, se in Italia la questione dei manicomi è sempre, la legge Basaglia è sempre un argomento che va oltre la politica,
E allora mi aveva Certo. colpito questo fatto, perché ero andato a vedere su Wikipedia, non è che, però ero andato a vedere questa figura, credo che forse ne abbiano fatto qualcosa, c'era una serie televisiva sui serial killer, non so se in un episodio si citava anche questo Milligan, comunque andando un po' a mettere insieme mi aveva colpito, e credo che andare a vedere quest'opera serve anche un po' a questo, insomma, serve a molte cose, un'opera di Sì, questo certo, tipo. ma difatti questo è un gioco di sovrapposizioni, perché abbiamo l'indagine legale che segue il processo, però poi abbiamo parallelamente l'indagine psicologica, e a queste due dimensioni si aggiunge anche l'indagine teatrale, che si interroga un po' sulla natura stessa della rappresentazione, per cui lo trovo molto molto interessante, certamente è molto forte, questo sicuro. Vogliamo parlare anche dei biglietti, del costo dei biglietti, Certo, mi sembra certo. giusto anche questo, che costano 30 euro, mentre gli under 26 e gli over 65 pagano 25 euro. Adesso io vorrei, tu mi hai chiesto Patrizia, mi fai l'ultima ricordare il volta, numero di telefono che l'ho tirato, l'ho tirato giù per dire in italiano forbito. Allora, se siete interessati, questo è il numero di biglietti, il numero di telefono della biglietteria: 02 5999 5206. Gli orari sono da lunedì dalle 16:19, martedì e venerdì dalle 10 alle 14, alle 16:19, sabato dalle 10 alle 14, solo biglietteria telefonica dalle 16 alle 19, domenica dalle 13 alle 15. Quindi comunque tutte queste informazioni le trovate con estrema facilità online. esattamente, anche perché gli spettacoli non sono sempre alla stessa ora. È Abbiamo vero. degli spettacoli che iniziano alle 8, altri alle 8:30, uno anche al pomeriggio, per cui dovete andare un attimino a vedere i vari orari. Io invece l'ultima volta che ci siamo parlati mi parlavi di questo Ti passo a prendere che ti avevo spiegato. Allora volevo dire due parole su Memorabilia. Si tratta di un progetto che va a prendere a casa, ti passo a prendere appunto, gli over settantenni, in modo che li va a prendere e li porta a teatro. Purtroppo in questo momento è un overbooking, perché ho parlato con Chiara, che è la responsabile, e mi ha detto: guarda, devi riproporre il tutto fra un mese circa, perché stiamo cercando delle altre possibilità, perché siamo pieni di richieste. Però è molto interessante che anche gli over 70 che non desiderano uscire alla sera da soli, ci sia un pulmino che li passi a prendere. Ti passo a prendere, e lo trovo una cosa molto carina. Sei d'accordo con me? Assolutamente, io lo farei anche a partire dagli over 60, lo farei, anzi, comunque. Esagerato. Fammi osservare una cosa, perché tu sei milanese assolutamente, e chiaramente conosci la tua città, la presenti. Fammi fare un commento da un contadinotto che viene dalla profonda provincia, da Pordenone. Un teatro con 7 sale. Cioè, Patrizia, si è parlato di un teatro con 7 sale. Io a Sì, esatto. Pordenone, lavorando anche per la Lega, quindi anche, diciamo, in questioni politiche, ma che erano di tipo amministrativo, ho visto per il Teatro Verdi una sala sola, per metterlo a posto, per sistemarlo, una discussione che è durata 10 anni, e poi sono arrivati ai lavori finali. Mi sembra che sia venuto fuori anche una cosa piuttosto decente. Ma qui abbiamo, che tra l'altro poi vedrete l'Arcimboldi, cioè l'offerta anche su questo, da provinciale, permettimi di soffermarmi, l'offerta, perché poi avremo, Patrizia ci parlerà dell'Arcimboldi, che ha un'offerta completamente nuova, cioè completamente differente, ed è il più nuovo dei teatri. Lo so che è da provinciali, però l'Italia è fatta anche da provinciali, non solo da voi cittadini. Patrizia, a te la parola. Esagerato. Comunque bisogna dire che Rucciamà si dà veramente da fare. Ora è chiaro che ci sono anche delle piccole salette dove ci sono alcune rappresentazioni piccoline, però nello stesso momento abbiamo più rappresentazioni, più pièce, questo sicuramente.
Beh, non è paragonabile agli Arcimboldi. Gli Arcimboldi è un teatro molto più recente, è stato costruito tra il 97 e il 2002 e c'è stato anche un periodo che ha sostituito la Scala quando la Scala era in ristrutturazione. Va detto anche questo. Comunque ha una capienza di 2300 posti, il che non è poi poco, non ti sembra? È stato, tu l'hai già detto prima, è opera dell'architetto novarese Vittorio Gregotti assieme a Mario Botta, che ben conosciamo, ed Elisabetta Fabbri, e prende il nome, come hai detto già anche tu, da una villa della famiglia Arcimboldi, ed è per iniziativa del Comune di Milano e anche dell'azienda Pirelli. Ora parliamo invece di Sapore di mare, che è tratto dall'omonimo film di Vanzina. Ha come interpreti principali Paolo Ruffini e Fatima Trotta. Paolo Ruffini è un attore veramente delizioso. Pensa che ha fatto anche alcuni spettacoli per beneficenza per i Protetto, per i quali io do una mano come ufficio stampa, ed è venuto, abbiamo fatto un bellissimo spettacolo. Comunque Sapori di mare è un musical ed ha, come hai anche detto tu, una banda dal vivo. Pensa che abbiamo 21 canzoni che vengono suonate sono due parti, 21 canzoni tutte chiaramente degli anni 60, per cui sentiamo veramente, adesso ti vado a cercare anche le canzoni, ecco. Sì, io non... abbiamo, non so, Poni... tipo, dimmi. No, è bravissima, perché non so, questo è un errore mio professionale, non mi sono interessato alle canzoni, un musical, e non ho scritto nulla sulla presentazione, sinopsi dell'intervista, non ho scritto perché non ho pensato di andarla a cercare. Chiedo venia, davvero. Ma no, questo era il mio di lavoro, dai. Comunque abbiamo Dal cielo in una stanza, Se mi compri un gelato, Cuore, Ballo del mattone, non lo so, Siamo i Vatussi nella prima parte, e nella seconda abbiamo Io che non vivo senza te, Si è spento il sole, Stasera mi butto, non so, Non ho l'età. Ce ne sono tantissime, ne sono esattamente 21 canzoni, il che non sono poche. La trama è quella delle vacanze che passano, diciamo, tantissimi milanesi, piuttosto che ne abbiamo un po' di Genova e di altre parti, dove, a Forte dei Marmi, dove di solito va il pubblico milanese, e un po' raccontano le storie di quello che succede al mare, degli amori che si incontrano, che si lasciano, quelli che continuano, ed è una trama abbastanza carina della magica estate del 1964. Non so neanche se tu eri già nato. Sì. In che anno sei nato? 63. Ecco, allora eri appena nato, ed è la splendida Versilia. Ecco, questo è un po' la trama di quello che è questo musical. Dico, pensando un po' purtroppo per tempo, per spazio, eccetera, ma da potenziale interessato spettatore, io ti dico che per me la colonna sonora di cui ci hai anticipato alcuni brani, già l'idea di un musical sentendo queste canzoni dal vivo già mi sembra una causa scatenante per fare la coda per andare a vedere lo spettacolo, se posso dirlo. E non dimentichiamoci di dire che i costumi, il trucco e le acconciature sono di Diego Dalla Palma. Anche questo è un grosso biglietto da visita, È vero, verissimo. Perché lui è veramente bravo, veramente bravo. Vogliamo dare anche qualche prezzo senza insomma, 80 euro più la prevendita è per la platea VIP, però si arriva anche alla seconda galleria che è 33 euro. Ecco, non è un prezzo proprio molto basso, però per una volta ne vale veramente la pena, perché anche dura quasi 2 ore, insomma. Sì, beh, credo che in questo caso
lo possiamo quanto mai associare anche al divertimento, no? Esattamente. Teniamo presente che agli Arcimboldi è l'ultima tappa, perché ha iniziato il 1 febbraio a Montecatini, è stato a Fabriano, a Torino, a Firenze, a Trieste, a Roma, all'Olimpico, e adesso dal 27 marzo al 13 aprile lo troviamo al Teatro Arcimboldi. Allora, Patrizia, noi direi che possiamo concludere. Io direi che questa trasmissione che abbiamo inaugurato l'altra settimana sta prendendo forma, e vedo proprio che tu, grazie a te, disegniamo proprio questa mappa dei teatri. Intanto io direi che a Milano ce n'è. Poi ne parlavamo, magari avremo anche ulteriori diciamo passaggi, e mi sembra che sia davvero molto interessante, molto intrigante, e credo che grazie a te stiamo dando dei begli input, perché poi Grazie c'è a un punto. noi, Pierluigi, grazie a noi. Ti ringrazio. Perché c'è un altro punto che a me era sfuggito. Questi teatri sono dei monumenti, sono bellissimi già di per sé, cioè solo entrarci, guardarli e vederli è già spettacolare. La foto, quella che ti dicevo, dall'esterno con le due piscine del Teatro Parenti, cioè solo vederli già di per sé sono spettacolari. No, ma poi bisogna anche dire che si danno molto da fare questi direttori. Pensa che se tu vai nel foyer del Parenti, pronto, mi senti? Sì, ti sento. No, perché se vai nel foyer dei Parenti c'è la possibilità, prima del teatro, anche di fare un breve spuntino, di mangiare, c'è un self-service, per cui danno la possibilità alle persone di fare una serata intera, capisci? E questo io lo trovo molto valido, che cerchino di far arrivare sempre più le persone a teatro. Perfetto. Allora, siamo alla conclusione in prima fila con Patrizia Gallini. Grazie, e a risentirci alla prossima settimana. Al prossimo venerdì, che andremo in 2 altri teatri. Ciao, a presto. Benissimo, grazie, perfetto, benissimo. Allora, io sono convinto, e quindi poi io ho questo rimorso, no? Per me il teatro è favoloso, però non so, saranno decenni che non ci vado, a parte che a voi non interessa niente, ma per supplire a questa mancanza ho una serie di DVD di opere teatrali, soprattutto Pirandello, devo essere sincero, ma anche altro. E credo che l'esperienza del teatro, secondo me, cioè, alla fine nasce con l'antica Grecia, la passione per il teatro. Il teatro nasce con l'antica Grecia, quindi il rapporto con la rappresentazione e con la narrazione, questo rapporto tra gli attori e gli spettatori, insomma, cose abbastanza elementari, ma che forse abbiamo perso di vista adesso, non so, con l'intelligenza artificiale, i social, eccetera, perdiamo magari l'opportunità di provare un'emozione. Ecco, quello che ricordo io, teatro è un'emozione, e per quanto mi riguarda c'era un periodo, pensate, anzi cioè il mio interlocutore sveva, perché a voi non interessa nulla chiaramente. Pensa che c'era un periodo in estate, soprattutto c'erano le rappresentazioni di compagnie di dilettanti, poi soprattutto Goldoni, poca roba, e le facevano nelle piazze quando c'erano le sagre e cose di questo genere. Per me era un'emozione anche solo quella, essere lì, non c'era neanche posto a sedere tante volte, eri magari in 10 o 15, era emozionante anche solo quello per me, ma credo di non essere strano, sì, magari sono strambo, però non penso che sia una cosa che appartenga solo a me, penso che sia una cosa comune a tutti quelli che possono in qualche modo avere questa esperienza. Allora,
Dunque, buongiorno, sono un vecchio ascoltatore di Radio Padania, ora la Radio Libertà. Ho ascoltato oggi la cantante Parisse, cantante fuori dagli schemi attuali. Vi vorrei proporre Alice Righi, mia figlia, che nonostante i molti anni di studio lirico jazz, nonostante talento, basta ascoltarla, e i vari premi conquistati, nonostante tutto ciò, e in questi periodi di trap, eccetera, non ha mai avuto e potuto dimostrare il suo reale talento. Vorrei invitarvi ad ascoltare i suoi brani e, se lo riteneste opportuno, a farli ascoltare. Vi invio foto premi conseguiti e una lista Spotify dell'evento canzoni. Grazie, Luigi Righi. Allora, dimenticavo, le canzoni e i video sono tutti autoprodotti. Luigi o Carlo? Carlo, un bel nome, non più tanto in uso. Luigi serve un po' come parlare con me. Carlo, sì, adesso vedo con sveva, se possibile, dai tuoi indirizzi, alla fine della trasmissione, pochi minuti prima delle 15, o dopo, poco dopo le 15, facciamo sentire anche, perché hai detto una parola magica che con me va sempre: jazz. Pausa. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Quando ero bambina, mia madre mi ha insegnato a fischiare, perché quando fischi è il cuore che canta. Provate a fischiettare, cantate un po' di più. Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Biancaneve. Disney presenta. Trovate Biancaneve. Ci divertiremo tanto! Ho avuto lo stesso pensiero. Qualunque sia A marzo. la scelta mia e quella La fiaba. si rivela. Nata di sempre. Sta arrivando. Da che parte devo andare? Disney Biancaneve. Dal 20 marzo solo al cinema.
Arriva al cinema il nuovo documentario su Pino Daniele, uno dei più amati maestri della musica italiana. È la vittoria di un popolo e di un sud che si fa valere. Con 31 canzoni originali e un inedito. Pino, diretto da Francesco Lettieri. Evento speciale al cinema, 31 marzo, 1 e 2 aprile. Il premio Oscar Robert De Niro Hai preso una strada molto pericolosa. interpreta il duplice ruolo di Frank Costello e Vito Genovese. Ma perché non l'abbiamo mai prese prima? Diretto da Barry Levinson. Che è successo? Dai creatori di Quei bravi ragazzi, Bugsy e The Irishman. Ho chiuso. Di Alton Heights, i due volti del crimine, dal 20 marzo al cinema. Rientriamo in simultanea a 14.06. Fatemi dire all'ascoltatore Carlo, mi fido ciecamente di te, ma per scrupolo, perché è giusto che sia, con Sveva abbiamo fatto un preascolto. Ci picchia. Non hai ragione, ne hai più che ragione. Quello che perché Sveva è appassionato di jazz e anch'io. Abbiamo ascoltato giusto un assaggio, però quell'assaggio ha fatto capire che sei stato anche al di sotto, perché davvero eccellente, davvero, e quindi la faremo sentire magari, chi lo sa, anche altre volte. Fai così, Carlo, passami non mi interessa l'anno, non si chiede gli anni del Signore, il giorno, così magari inserisco Alice nei genetriaci e così quando verrà il giorno, quando sarà il giorno giusto, se siamo in onda, faremo sentire anche quello. Allora, qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, intanto fatemi dare la bentornata, anche perché per anni è stata una prestatissima anche conduttrice, insieme alla sua attività politica, è stata conduttrice di Radio Padania. Daisy Pirovano, bentornata Daisy, un piacere sentirti. Anche per me, grazie mille. È passato qualche anno, ma ricordo sempre con affetto la conduzione a Radio Padania. Grazie. Allora io comincio dalla fine, perché parliamo di questa legge sui viaggi della memoria, di cui tu sei prima firmataria. Mi ha fatto piacere vedere che c'è stato un voto unanime a Palazzo Madama, questa legge diventa operativa. Ho sentito il tuo discorso, ho sentito anche gli applausi che mi sono sembrati trasversali. Io vorrei partire dalla fine, perché tu, Daisy, hai dato un grande insegnamento, secondo me, con le tue parole, perché si rischia con queste celebrazioni una retorica che poi addirittura può provocare effetti opposti. Vediamo, l'antisemitismo dopo il 7 ottobre è tornato, adesso è trasversale purtroppo. Tu hai detto una cosa ricordando Grandi, che era uno dei firmatari, anche se poi l'8 settembre aveva deposto il Duce, no, era luglio che ha deposto il Duce. Hai ricordato che noi dobbiamo chiederci, noi cosa avremmo fatto nel 1938 quando sono state promulgate le leggi razziali? Cosa avremmo fatto? E questo io credo che questa lezione sia importantissima a partire da questo, poi è importante per tutto il resto, ricordare, commemorare, perché come diceva anche l'autore di Se questo è un uomo, Primo Levi, ci si interroga quando visitiamo questi luoghi, noi cosa avremmo fatto dentro i campi di concentramento. Tu ti chiedi anche noi persone comuni, noi persone anche adesso che non abbiamo, che per le nostre opinioni non rischiamo la vita, magari il lavoro sì, la galera eccetera eccetera, però magari per conformismo, per paura di perdere certi privilegi, noi cosa faremmo oggi? Questo è davvero un insegnamento che io ritengo molto importante e ti ringrazio per questo. No, sono io che ringrazio te, perché hai colto veramente nel segno il cuore di quello che ho cercato, del messaggio che ho cercato di far passare, che non è facile ovviamente in pochi minuti in aula. Ogni volta che ho affrontato la tematica, perché questo disegno di legge è stato presentato per la prima volta 5 anni fa, poco prima del Covid, quindi ha avuto 2 iter, nella 18ª e nella 19ª legislatura, e si è fermato poi perché per lo scioglimento anticipato delle Camere l'altra volta, e stavolta ci sono voluti comunque anni per portarlo a casa, con 3 passaggi tra Senato e Camera, quindi Senato, Camera e ancora Senato, per una modifica di bilancio di anni, niente di che.
Però ogni volta uno si domanda, quando deve intervenire in aula, essendo poi un disegno di legge a cui tengo molto, non è la leggina, con tutto il rispetto per il lavoro che facciamo in Parlamento, però è una cosa che riguarda una pagina tragica dell'umanità, quindi oltre alla questione prettamente legata alla Shoah e alla questione ebraica, ma alla disumanità, e è quello il punto su cui ho cercato di focalizzare i miei interventi in questi anni. Ho cercato di vederlo da diversi punti di vista, ma io credo che il motivo per cui è veramente così importante per un ragazzo fare questi viaggi, e io se non l'avessi fatto alle superiori, un viaggio nella memoria a Mauthausen con la scuola, probabilmente non mi sarebbe mai venuto in mente di presentare questo disegno di legge. Era impensabile, perché finché non vai non riesci a percepire, seppur in minima parte, l'atrocità e il dolore. Certo, devi avere un minimo di empatia, perché se poi non ce l'hai ci sono persone che entrano e si fanno i selfie con in mano il gelato, e purtroppo lo sappiamo quanto questo faccia male anche ai sopravvissuti, tra cui la collega senatrice Segre, che conosco e che apprezzo e a cui voglio molto bene. Abbiamo lavorato molto in questi anni in commissione contro l'odio e le discriminazioni. Però il fatto che un ragazzo che arriva in un viaggio all'interno di un campo di concentramento si faccia, magari in quel momento no, perché è troppo il dolore da sopportare, e cercare di immedesimarsi anche solo in minima parte in quello che è accaduto lì dentro, ma magari successivamente, grazie alla famiglia, grazie alla scuola o alla sua sensibilità, si comincia a fare delle domande, e magari queste domande non se le fa neanche nell'immediatezza, magari se le fa dopo anni, quando si trova a dover gestire una situazione particolare, un problema particolare, quando deve dimostrare, deve di contare qualcosa, che la sua opinione abbia un valore, e che la sua opinione può fare la differenza, e la sua parola può fare la differenza. Quindi la domanda è: che cosa avrei fatto io? E da lì ho cercato di, seppur in modo ovviamente semplificato, perché la storia è molto più complicata di come l'ho raccontata in poche parole in 10 minuti di intervento, però immedesimarsi nella situazione. Come è stato possibile che ci siano state delle persone che hanno salvato 1, 2, 100, 1000, 2000 persone dal male, quindi i famosi giusti tra le nazioni, che non conoscevano, persone che non conoscevano semplicemente perché ritenevano un'atrocità quello che gli si stava facendo, quindi dall'ebreo, quindi giusti fra le nazioni, ma anche altre categorie di persone in quegli anni. E come sia possibile che invece chi aveva la possibilità di dire no sia stato zitto, semplicemente, e poi lì c'è la scala, no? Tra il perdere il privilegio e perdere la vita, o rischiare la vita dei tuoi familiari che verrebbero torturati e poi uccisi. Quindi cosa scatta nella mente, nell'animo di un uomo, sia dalla parte di chi è la vittima, sia dalla parte di chi è il carnefice con tutte le gradazioni di gravità, ovviamente. E poi lì c'è il rapporto tra il fascismo, il nazismo, quindi le leggi razziali e tutto il resto, ma ognuno nel suo ruolo poteva fare qualcosa per bloccare questo. E la frase ma un uomo da solo non può cambiare il mondo è veramente così vera, o forse in base a dove ti trovi e a quello contro cui ti trovi a combattere, forse anche tu davvero puoi farla? È lo spirito critico, quindi un ragionamento che mi auguro, a prescindere da chi sia la popolazione colpita, con un occhio di riguardo ovviamente alla questione ebraica e alla parte della Shoah, che è fondamentale, ma non serve solo a ricordare il passato, perché un domani la popolazione target o la categoria target può essere tutt'altro, ma il concetto rimane lo stesso. Sì. In base a cosa tu stai facendo e al tuo ruolo di responsabilità. Questo assolutamente. Aggiungo da parte mia che, anche se sono molto più vecchio di te, però è stato un insegnamento. Questa frase, io cosa avrei fatto, è molto importante anche per imparare a conoscerci meglio, per capire, perché certe volte non prendiamo le misure corrette di quello che siamo. E una domanda del genere, che poi va fatta per una tragedia così immensa, ma è una domanda che forse dovremmo fare sempre, anche perché, sempre seguendo Daisy, ricordiamo, tu hai ricordato, la mia mamma mi ha insegnato mai stare zitta.
Me lo ripeteva fin da piccola. Lei mi diceva sempre: non stare mai zitta, parla, perché il silenzio porta sempre alle tragedie. Anche all'interno di una famiglia, quando si fa finta di niente, e questo fino alle tragedie dell'umanità. Quindi non stare mai zitta. Ovviamente devi farlo con un minimo di intelligenza, nel senso che urlare al vento a volte non serve a niente, e ci metti anni poi a capire che ci sono modi e modi poi per farti ascoltare, e ancora oggi non è facile in politica, insomma, non è assolutamente facile, e anche lì ho cercato anche di far partecipare i colleghi che hanno molto supportato questa legge. Io ho degli ottimi rapporti. Quando dicevo nel mio intervento, ci sono delle persone qui dentro di cui ho piena fiducia, a prescindere dal partito in cui sono, perché io ho imparato a giudicare le persone, e le persone, quando si tratta poi di portare avanti delle battaglie importanti, ti dimostrano se puoi contare davvero su di loro. E io mi immagino una situazione di oggi, come è oggi il Senato dove io lavoro. Io ogni tanto penso: ma se dovesse succedere qualcosa, con chi potrei parlare io, a prescindere dalla gente del mio movimento, ovviamente della Lega, che lo do per scontato, ma con chi si potrebbe parlare, chi sarebbe in grado di capire, chi riuscirebbe a sviscerare il problema e chi sarebbe disposto a metterci del suo e a rischiare qualcosa. Quindi non stare zitti. A volte non serve arrivare a cose così gravi come quelle di cui si parla in questo disegno di legge, ma anche questioni più contingenti, più pragmatiche. Quanti di noi veramente dicono quello che pensano, e a volte magari non lo fanno per paura di ritorsioni, di percussioni, non solo in Senato ovviamente o alla Camera, ma in generale nel lavoro che si fa? Se sono cose piccole è ovvio, ogni partito deve avere la sua linea, è giusto che venga rispettata, ma nel momento in cui dovesse succedere qualcosa di grave, di veramente grave, che cosa farebbe ognuno di noi? Questo può succedere domani, quindi a prescindere parlando di qualcosa di grave, ma ovviamente non così grave come l'Olocausto, però prima di arrivare alle cose gravi, anche allora sono successe cose meno gravi, e anche allora qualcuno non ha detto no, magari quando la situazione poteva essere ancora gestita in modo diverso. Poi lì era una dittatura, era tutt'altro mondo, qua siamo in una democrazia parlamentare, quindi non si può fare un paragone, però l'animo umano, quello sì. Secondo me su quello bisogna riflettere, a prescindere dalla forma di governo che si ha, dall'epoca storica e dalla gravità della situazione, che sia o meno in una guerra. Ma l'uomo è l'uomo, e anche durante le guerre e le atrocità i veri uomini hanno saputo fare la differenza. Allora, Daisy, io direi che possiamo lasciarti i tuoi impegni. Grazie ancora, e tu lo sai meglio, insomma, lo sai benissimo, questa emittente, questa radio è sempre a tua disposizione, e poi quanto mai soprattutto per tematiche come queste, portate avanti in modo così serio e intelligente come stai facendo tu. Ho detto, il tuo insegnamento va ricordato. Chiediamoci, perché qualcuno ha detto che sono più importanti le domande delle risposte, e chiederci cosa avremmo fatto è molto molto importante. Grazie ancora, e poi ricordiamo, è un'iniziativa che va a beneficio degli allievi delle ultime 2 classi delle scuole superiori secondarie. Sì, sono 2 milioni annui per partire come fondo, però è un fondo che è messo a regime perché è stato modificato proprio il testo che ha istituito la giornata della memoria, il 27 gennaio, quindi è un fondo che è stato inserito nel testo e poi verrà gestito dal Ministero dell'Istruzione per la ripartizione. Però 2 milioni annui per iniziare credo sia una buona cifra. Ne avevo chiesto un po' di più, ma insomma sappiamo che i soldi non si trovano proprio dietro l'angolo, ma è un bel inizio, credo, per aiutare soprattutto le famiglie meno abbienti e che non potrebbero permettere ai loro figli di fare questi viaggi, che sono ovviamente all'estero, nei campi di concentramento. Certo, hai detto bene, è un inizio e così deve essere, un inizio e poi mettere un passo dopo l'altro per andare sempre più lontani. Grazie a Daisy Pirovano, che tra l'altro è anche capogruppo in prima commissione permanente affari costituzionali ed è segretario della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo
istigazione all'odio e alla violenza. Me ne ero dimenticato. Daisy, è stato Ci molto mancherebbe. bello risentirti. Anche per me è sempre un piacere. Ciao, buona giornata e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ciao, allora, e grazie ancora a Daisy Pirovano. Mi era entrata perché avevamo mandato la clip martedì o mercoledì, mi sembra. L'avevamo sentita, mi è rimasta nella testa, mi è entrata in testa. Poi, tu cosa avresti fatto? E non è una domanda semplice, ma è la domanda giusta. E allora, poi naturalmente io ho perso un po' di vista l'intento, chiaramente la sensibilizzazione nei confronti della Shoah, dell'antisemitismo, tanto più adesso. Allora, la trasmetteranno in radio e mi hanno fatto i complimenti a Radio Libertà. Allora, vorrei chiedere alla senatrice come mai tante voci autorevoli sono state zitti durante la segregazione dei cittadini non vaccinati, il cosiddetto. Aggiungo che la sua è una bella iniziativa. Allora, grazie anche per questo intervento. Non vedo il nome, ma non ha importanza. E allora rispondo con Soran. Vorrei che i fantasmi di angeli caduti mi intonassero un canto funebre su brani di melodie raccolte dal mio cuore, accordato fin dalla nascita al loro coro. Allora, prima di andare alla prossima proposta musicale, la consulta, anche il single possono adottare minori stranieri. Questo è l'ANSA. Una valanga travolge 5 sciatori italiani in Svezia, morti 2 fratelli. Chiuso l'aeroporto di Heathrow, a terra 300.000 passeggeri. Londra, cancellati 5 voli negli scali milanesi e 5 Roma-Londra. Un dissidente, un altro capo di una milizia libica a Roma, Schlein, il governo chiarisca. Aviaria negli USA, gli americani chiedono uova al Veneto e mettiamogli i dazi. Si può fare una battuta, dai. Il 2024 è stato l'anno più letale per i migranti, quasi 9.000 morti. E poi abbiamo da Alfonsina Strada a Stéphanie Frappard, prime donne nello sport. Questa mi ricorda la foto, mi ricordo un articolo letto anni fa, era fortissima questa ciclista, credo sia però la Frappard. Comunque so che era formidabile. La consulta incostituzionale escludere i single dall'adozione di minori stranieri. Svezia, valanga su 5 sciatori, insomma queste sono le stesse notizie che avevo letto anche dall'ANSA. Se vi interessa Repubblica, credo sia su Io Donna, i 50 anni, i primi 50 anni di Roberto Bolle, il danzatore. E poi vediamo un po'. C'è anche riscatto Ferrari, Hamilton conquista la pole nella gara sprint in Cina, incredulo e orgoglioso. Allora, adesso la proposta musicale e poi andiamo a concludere questo segmento della trasmissione che si chiama Oltre la pagina con Segui la Lega.
Eccoci, allora abbiamo ancora 2 interventi. Mia figlia è stuprata per anni anche dal fratello del sindaco del mio paese. Un gruppo di giovani vicini al clan della Piana di Gioia Tauro, condannato a pene dai 15 ai 13 anni. Vedi come sono contenti gli onorevoli, dove trovano un lavoro da 16.000 euro per 15 mesi, benefit, una fortuna che vogliono difendere. Ma non si può dire, da ex manager, è l'implacabile Maurizio. E ti rispondo con Soran. Religioso è colui che può fare a meno della fede, ma non di Dio. E allora c'è ancora un altro WhatsApp, non è che ricordate i numeri. Scusate, ma da dove abito il segnale va e viene, mi sono perso quello di cui avete parlato. Per Alice, grazie. Ho detto, mi ha fatto i complimenti, io ho detto, questo è Carlo, ho detto che sei stato al di sotto perché abbiamo ascoltato in preascolto io e Sveva Dio, Sveva è anche appassionata di jazz e ci è sembrato veramente qualcosa di forte, qualcosa roba no, è brutto dire roba, è veramente di grandissima qualità, quindi quello che è scritto è al di sotto di quello che mi sembra sia il valore artistico di Alice e quindi metteremo, ho detto mandiamo adesso o prima delle 15 o dopo le 15 mandiamo il brano Tokyo di Alice e poi ho detto se mi fai avere il genetriaco la inserisco così quando sarà il giorno non serve l'anno, basta il giorno e il mese, magari la inserisco e se siamo in diretta, se andiamo in onda magari mandiamo in onda le canzoni di Alice, di tua figlia Alice, come facciamo con i grandi artisti come Tenco eccetera, perché mi sembra se lo meriti in pieno. Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te la Pellegrina, segui te la Marciana, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare? La firma per sostenere le forze dell'ordine, difendiamo chi ci difende, difendiamo chi difende gli italiani, raccolta firme. Queste firme servono a sostenere le forze dell'ordine e anche le proposte della Lega nel DDL sicurezza. Ho visto la trasmissione di Giordano, grazie a una di queste a queste leggi volute dalla Lega, per esempio, sono riusciti a far sloggiare una coppia che aveva occupato la casa di un'altra persona, quindi è davvero importante. Poi abbiamo la possibilità di iscriversi alla Lega, è molto facile, se fa 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno avere la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi gli altri dati richiesti e vi verrà infine recapitata la maggiore per postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io personalmente raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier e poi naturalmente il calendario delle feste della Lega, le feste delle 7 leghe, le 7 feste della Lega, le tante feste della Lega, è venerdì e quindi, che tra l'altro è primavera, il sostegno, il 2 per 1000, il gesto di autodeterminazione civica, questo redazionale noi veramente con gioia nel cuore indichiamo il 2 per 1000 per la Lega. Non vi costa nulla perché sono soldi dello Stato, noi però possiamo dirgli come spenderli e lo facciamo in questo caso, sosteniamo la Lega col D43 nel 2 per 1000. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43. D come Domodossola, la 4 come la pizza 4 stagioni che mangeremo questa sera insieme agli amici e ai parenti o ai colleghi di lavoro, 3 come sempre il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive di loro, degli eroi della Lega, i suoi politici, aria pulita di sera, Telecity questa sera alle 23 col presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari, Claudio Borghi, domani in ora antelucana alle 7 del mattino a punto di vista Rai 2, ancora il bis, la doppietta di Claudio Borghi, agenda Sky TG24, sempre domani mattina ma alle 10.30. Alessandro Gigliovigna, Super Partes, Rete 4, domenica alle 7.30.
Lunedì 24 marzo con Massimo Garavaglia, rubrica Economia, emittente Sky TG24, ora 17:15. Stop. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà.
Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Eccoci in diretta con Parola di scrittore, la rubrica che si avvale della imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Ve lo ricordo allora, Patrizia si mette a vostra disposizione per leggere i vostri libri, i vostri manoscritti. Chi non ha un libro nel cassetto, io no, ma intanto lo avete e potete inviarlo, spedirlo a Patrizia in forma cartacea, quindi attraverso le poste, quindi via Andrea Verga, numero 4, il codice di abbonamento postale, il CAP è 20144 Milano, l'indirizzo è Ardèche Comunicazione, scritto Ardèche Comunicazione. Invece per il formato elettronico lo potete spedire all'email che è press2, press come lo pronuncio, seguito dal numero 2, proprio il numero, scritto in numero, @Ardèche Comunicazione, Ardèche Comunicazione, tutto minuscolo attaccato.com. E già che ci sono, vi ricordo, vi annuncio subito, vi anticipo subito il titolo del romanzo di cui andremo a parlare: Delitto in casa editrice, Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir, 16 euro, 240 pagine. L'autrice è un graditissimo ritorno, Laura Veroni, l'abbiamo al telefono. Bentornata Laura. Grazie Pierluigi e grazie anche a Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione. Allora, Elena Macchi ritorna, la PM, fammi introdurre, sei tu che devi parlare Laura, ma ci tengo anche a introdurre, è un romanzo scandito come un diario, è un romanzo, glielo dicevo ieri a Laura, premettendo che io non sono un critico letterario, però sono un lettore sì, che ha la capacità di essere scandito con ritmo, vengono alternati dialoghi e situazioni, approfondimenti. Elena, la PM, c'è il giallo con i sospetti, i sospettati, quelli che poi non sono più colpevoli, quindi un giallo mi sembra anche, mi permetto di dire, ti ho chiamato Elena, lapsus freudiano, mi sembra anche che ha delle forme anche abbastanza tradizionali, insieme alla vita di una donna, di una giovane donna, con le sue problematiche, il rapporto col padre, con l'ex fidanzato, e poi ci sono tante donne in questo romanzo, e soprattutto proprio è una lettura molto
si legge veramente, è un romanzo che si fa leggere da solo, secondo me. Mi rendo conto, non è proprio come dire, beh, io non sono un critico, però io ho avuto questa impressione dopo averlo letto. Prego. L'impressione che si legga molto velocemente, intendi? Sì, nel senso che una pagina tira l'altra, ecco. Sì, diciamo che questa volta c'è proprio un ritmo serrato, ogni capitolo che terminano proprio sul punto cruciale, per cui ti invito ad andare avanti per vedere che cosa succede successivamente. Ci sono molte storie che si intrecciano, c'è una storia all'interno della storia, questo rende parecchio intricata la vicenda. Le indagini, no, che si svolgono attorno all'omicidio iniziale, che è quello dell'editore Luca Arrigoni dell'omonima casa editrice, che viene Laura, rinvenuto... scusami, ti interrompo. Abbiamo un ritorno, per caso hai la radio accesa vicino? No, ma ho l'auricolare, lo tolgo? Perché purtroppo crea un eco. Sì, allora lo tolgo, spero non cada la linea, ok? Aspetta che ci provo. Allora. Vi ripeto, siamo in linea con Laura Veroni, vi ripeto il romanzo Delitto in casa editrice, quindi già il luogo del delitto comincia a essere la scena del delitto, diventa... Eccomi, ci sono. Ecco, Mi senti meglio? Sì, decisamente meglio. Allora, eravamo arrivati all'editore ucciso. Sì, l'editore che viene trovato la mattina successiva all'omicidio viene rinvenuto dalla segretaria Marina Pillon, che ovviamente terrorizzata chiama immediatamente la polizia, per cui intervengono sulla scena del crimine il commissario Auteri, che è protagonista di tutte le storie della Macchi, nonché la stessa Elena Macchi, magistrato appunto per la rimozione poi del corpo. E c'è subito la scientifica, quindi indagini varie. Questo è il primo omicidio, il cadavere viene trovato con un colpo di pistola sparato in fronte e altri 2 colpi nel petto, quindi una scena abbastanza macabra da vedere, no? Col volto deturpato. E tutta la vicenda inizialmente sembra ruotare attorno proprio all'editore, alla casa editrice, alle persone che sono vicine all'editore, quindi ovviamente la famiglia, la moglie e la stessa segretaria, ma anche alcune persone che lavorano all'interno della casa editrice, tra cui un editor, Giacomo Del Gaudio, e una scrittrice avvenente ma di scarso talento, tale Lucrezia Sacchi, la quale è una donna senza scrupoli che tenta di tutto proprio per fare carriera. Dalle telecamere di sorveglianza che ci sono intorno alla casa editrice, la Macchi riuscirà a intravedere una figura con un piumino particolare che ha sul petto uno stemma catarinfrangente. E sarà proprio questo piumino a portare poi alla scoperta di quello che sarà il colpevole. È molto intricata la questione proprio del piumino, perché poi ci sarà un secondo omicidio dove tornerà a essere presente lo stesso piumino. E quindi c'è anche questo indizio. Cosa possiamo dire? Questo personaggio, Elena Macchi, il rapporto con i lettori, perché io ho perso il conto, non so È il quanti... settimo, questo è il settimo della serie, sì. Una fidelizzazione molto forte, quindi, perché parliamoci chiaro, le case editrici non sono enti di beneficenza, lo ricordo sempre, quindi se un libro viene dato alle stampe vuol dire che ci sono i lettori che lo comprano. Elena Macchi, settimo appuntamento, quindi che rapporto hai creato con i lettori di Elena Macchi? I lettori di Elena Macchi all'inizio non la apprezzavano molto nel primissimo libro, perché si proponeva come un personaggio arrogante, troppo impositiva, anche audace. Questo però era il primissimo libro, che era I delitti di Varese, dove lei era una giovane donna in carriera.
mentre nei libri successivi è un po' cambiata, non molto, diciamo, perché comunque il suo temperamento è sempre molto forte, è una donna dominatrice, ma tende ad essere sì con gli anni un po' ammorbidita. Tu prima dicevi giovane donna, giovane agli inizi proprio della sua carriera, ma nel frattempo gli anni sono trascorsi, ormai è una donna sulla cinquantina, non è più giovanissima, ma è comunque ancora pienamente forte e vigorosa sotto tutti gli aspetti. Ma soprattutto, Laura, permettimi di dai lettori interromperti. che me la chiedono, dimmi. No, stai leggendo, è un personaggio vero, autentico. Anche il fatto che lei abbia avuto lei no, lo ricorda anche in questo romanzo, prima di Lorenzo aveva avuto una vita sentimentale anche abbastanza turbolenta, eccetera. Sì, molto. Ma è una cosa vera. Cioè, anche se uno la trova scritta in romanzo, per cui, diciamo, convivo felicemente con la compagna da 35 anni a giugno. Non posso dire che conosco le donne, però qualcosa ovviamente da questa convivenza impari, eccetera. È quello che anche questo, diciamo, questa parte che è del tutto marginale la fanno ancora più vera. È una donna, pensavo fosse più giovane, ho sbagliato i conti io, comunque è una donna vera, è una donna autentica, e credo che se siamo arrivati al 7° romanzo sia anche per questo. Sì, sicuramente. Oltretutto c'è proprio tutto il suo vissuto, perché scorrono sempre le storie parallele, la storia gialla e la storia del suo vissuto personale, con la famiglia, con i genitori con cui è sempre stata in contrasto. Adesso poi la mamma non c'è più, è morta, è rimasto soltanto il padre, di cui lei si prende cura più di prima, diciamo, no? Proprio perché è rimasto solo, vive di sensi di colpa nei confronti dei genitori per non essere stata vicina a loro e per tutti i contrasti che hanno avuto in passato. E poi c'è tutto il suo vissuto sentimentale, come dicevi tu prima, di donna travagliata all'inizio, perché passava da una relazione all'altra senza nessuna stabilità. Poi finalmente ha trovato una stabilità affettiva con Lorenzo, ma nel romanzo precedente, Il giallo di Varese, tanto non svegliamo nulla di particolare per quanto riguarda le indagini, il rapporto si è incrinato perché lei si è presa una sbandata per il vicecommissario Pozzi, tant'è che in questo romanzo c'è proprio tutta la relazione tra lei e il vicecommissario. La figura di Lorenzo ritorna comunque nei suoi pensieri e nella volontà del padre di vederla sistemata una volta per tutte, perché Lorenzo l'amava profondamente, la ama ancora, ed è stato il primo e unico uomo a riuscire a farle mettere la testa a posto dal punto di vista sentimentale, per cui il padre è molto legato alla figura di Lorenzo. Che Tra l'altro ritorna anche qui, non si dice come, però. Assolutamente. Dicevo anche, ne parlavamo ieri, l'ho anche anticipato, è un romanzo dove le donne sono protagoniste, molte donne, anche controverse, donne forti, donne deboli, insomma, le donne scandiscono con la loro presenza gli eventi. Sì, è un romanzo, potremmo dire, quasi tutto al femminile. I personaggi maschili sono veramente pochi e direi forse secondari, perché domina veramente la figura femminile in tutto il romanzo. Ma lo dico a beneficio dei lettori che già magari conoscono Elena Macchi. Sia chiaro che non voglio questa è una rubrica da terza pagina, parola di scrittore, non voglio entrare in un contesto sociopolitico, no? Però la cosa che è molto, che secondo me è molto seria, d'altronde essendo Varesotta, Laura non può che essere seria, conosco i Varesotti, Laura, è che questo portare molte donne non è è costruito in modo spontaneo, naturale, vero. Non ci sono le quote rose in questo romanzo, ecco. Scusa se ho detto qualcosa di politico, Laura, non voglio entrare, ma quello che convince tanto
quello che convince è anche questo, perché insomma le donne fanno parte come nella vita reale, poi peraltro. E questo è un altro aspetto che non fa solo del tuo libro un romanzo giallo. Sì, è vero. Concordo in pieno con quello che hai detto. Un personaggio che sembra veramente incarnarsi in una realtà. Guarda, ti dirò una cosa, c'è stato un lettore che un giorno mi ha detto che è passato davanti al tribunale di Varese e si è soffermato in piazza, alla piazza Cacciatori delle Alpi, aspettando che Elena Macchi uscisse dall'ingresso, e poi ha pensato: oh, ma che stupido che sono, guarda, Elena Macchi non esiste. Però ha avuto proprio questo impulso di dire: adesso mi fermo qua, aspetto che esca, come se lei fosse un personaggio reale, una persona e non un personaggio. Va bene, allora Laura, un'ultima domanda d'obbligo. Ci sarà ancora un altro appuntamento con Elena o con qualche altro tuo romanzo? Allora, sicuramente un appuntamento con un altro mio romanzo che è in lavorazione ed è quasi terminato, un romanzo in cui non c'è la Macchi, ed è un romanzo per Morellini Editore, è l'altro editore appunto per cui scrivo gialli thriller, ma Elena Macchi non può finire qui, no, non può, Elena Macchi continuerà, quindi ci saranno altre avventure, ma ancora sono da creare. Benissimo, allora siamo arrivati alla conclusione, possiamo liberare Laura dei suoi impegni. Voglio ricordarlo ancora, naturalmente: Delitto in casa editrice, Fratelli Frilli Editori, collana Super Noir, 16 euro, 240 pagine. E Laura, spero allora di risentirti presto per presentare il tuo nuovo libro. Ma molto volentieri, grazie. Grazie. Grazie a te, grazie anche agli ascoltatori. Laura, fammi ricordare sì. che tu hai scritto molti romanzi gialli ambientati nelle zone che mi piacciono di più al mondo, nel Verbano e nel Varesotto. Sì, Vabbè, sì, quasi tutti nel Varesotto, e in zona Verbano soltanto uno, che Sì, era il mostro del Verbano. Ma ci sono molti racconti miei in varie antologie che trattano proprio di queste zone di cui dicevi prima. Ma Laura, perdonami, ti stavo salutando che sono un po' maleducato. Sì, dai, ne abbiamo già parlato, no? Ma però e chiaramente sono le tue zone, no? Quindi quelle che conosci meglio, e quindi c'è la possibilità di ancora meglio descriverle. Ma cosa trovi? C'è qualcosa, c'è un'atmosfera particolare in questi luoghi, in questi ambienti, che si adatta ai tuoi romanzi? Guarda, il lago è una zona che si presta in modo particolare alle storie delittuose, è proprio l'atmosfera del lago. Ma poi, se vogliamo guardare Varese, Città Giardino, il Parco del Campo dei Fiori, Sacromonte, queste zone, ci sono anche molti boschi, perché no? Direi proprio che suscitano l'idea del delitto, le vecchie ville, alcune anche abbandonate, altre invece diventate appunto parchi pubblici. Però sì, ci sono luoghi che invitano a pensare a storie delittuose. Scusa, come dicevo, come Delitto in casa editrice di Laura Veroni, che ringrazio, saluto e a risentirci a presto. Grazie a tutti voi, buona giornata. E andiamo a concludere, grazie come sempre anche a Patrizia Gallini. Allora, io cerco di accelerare perché non vedo messaggi. Vi lascio ringraziando la grande Sveva la grande, Sveva Magna. No, Sveva Magna. No, perché dovete sapere che ho comunicato a Sveva, comunico i fatti miei, ma non sono, insomma. Ieri ho conosciuto di persona la Puccia Salentina e ho capito perché da quelle parti che Babberie e McDonald's non attecchiscono. La Puccia Salentina,
Che fame! Allora, grazie naturalmente a Sveva di nuovo, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Vi lascio con questa cantante jazz Alice Tokyo. Grazie a tutti. Don't you remember that summer day? Out of the blue you came. What can I say? You may have forgotten when we used to be always there for each other. What you doing to me? I don't wanna blame you if you let me go, 'cause we weren't good no more. But when the fall turns cold, I will think of you like I always do, like I always do. It feels like you're back in Tokyo, but this time you're gone. Yeah, this time you're gone. It feels like you're back in Tokyo, but this time you're gone. Yeah, this time you're gone. How could you choose to leave without a word? Do I deserve what you put me through, baby? I thought you would be there until the end of time. I guess it wasn't right. Sure, I wasn't right. It feels like you're back in Tokyo, but this time you're gone. Yeah, this time you're gone. It feels like you're back in Tokyo, but this time you're gone. Yeah, this time you're gone. Avete ascoltato Oltre la pagina. Stai ascoltando